Buongiorno a tutti ragazzi, buon pomeriggio, buon pranzo a chi sta già mangiando, a chi già l'ha fatto. Secondo fonti complottistiche, ma anche fonti normali ragazzi, secondo tante persone, il primo uomo sicuramente che dirà che esiste la vita aliena sarà sicuramente Putin, Vladimir Putin, il, diciamo, il presidente diciamo, della Russia. Quindi, secondo Stephen Bassett, direttore dell'International Paradigm Research Group, che è un gruppo, diciamo, di divulgazione di informazioni su avvistamenti di extraterrestri UFO, secondo questo gruppo sarà proprio Putin a rivelare l'esistenza degli alieni. Quindi tante volte hanno cercato tante persone di dirlo, come pure, se vi ricordate bene, Hillary Clinton disse che se riusciva a salire come presidente degli Stati Uniti avrebbe detto tutto al suo paese riguardando il caso degli UFI. Quindi purtroppo non è salita la Clinton, quindi è salito Trump, quindi non si è fatto nulla, però tutti quanti sanno dell'esistenza di questi famosi alieni. Quindi diciamo che il primo sicuramente, ma lo dicono quasi tutti, ciao Marco, sarà proprio Putin a dire che esistono gli alieni che stanno in mezzo a noi. Quindi stanno in mezzo, diciamo, agli umani e si confondono tra di noi. Quindi già Putin in passato comunque l'aveva detto. Sì, sì, Putin sa, guarda, io l'ho sempre detto, Marco, Putin avrà i suoi difetti, qua non si mette in dubbio, sarà una persona un po', diciamo, dura, quindi uno di ferro, uno col pugno di ferro, però quando si tratta di fare giustizia, questo la fa, questo non se ne importa di nulla di nessuno, non si fa mettere, come si dice, i piedi in testa da nessuna nazione, può essere gli Stati Uniti, può essere a parte che la Cina e il Giappone stanno con lui, quindi la maggior parte è una guerra, diciamo, ma su tutto, non solo sul fatto questo qua, Stati Uniti contro Russia, quindi sì, sì, a voglia, avvocate, secondo te il KGB è stato smontato? Ma dai, no. Ci sta ancora, in effetti questo sito qua che ho trovato in americano, quindi proprio in inglese, dice che la guerra fredda in realtà non si è mai veramente conclusa, quindi pensa un po' che pensano qua, quindi non lo penso solo io, lo pensano che anche fonti che fanno la ricerca degli UFO dicono addirittura, d'altra parte, questa è la traduzione, la guerra fredda non si è mai veramente conclusa. Quindi questa è una traduzione dall'inglese all'italiano, quindi diciamo che Putin ha sempre detto che gli alieni esistevano, anche se non lo ha affermato proprio tipo apertamente, però ci sono state molte sue dichiarazioni. L'ultima volta che ho fatto un video su Putin era proprio che lui aveva fatto come si dice, una cosa personale tra di loro e avevano proprio parlato di questi UFO che passeggiavano su tutta, diciamo, la Russia e che sicuramente la battevano anche perché non si sapeva se erano UFO o se erano, diciamo, gli americani, quindi i loro avversari in effetti. Quindi anche la Corea del Nord, se sapete bene, abbiamo visto il video con la... vi ricordate? Ma no, guarda, io ti dico di no, anche perché questo forse è l'unico che qualche volta la verità la dice. Non guardiamo il lato cattivo, in effetti, che lui ha, però alla fine riesce sempre, è vero, è duro, cioè, avrà un brutto carattere, sarà tutto quello che vogliamo dire, ragazzi, però a finale è la colpa comunque è sempre degli Stati Uniti che cercano comunque sempre, come dire, di fare a lui. Quindi purtroppo non lo riusciranno mai a fare perché lui è alleato con Giappone, con la Cina, Corea, Corea del Nord, Medio Oriente, quindi c'ha alleati molto pesanti, quindi non è che l'America si può permettere di andare a fare la guerra con la Russia, perché parliamoci chiaro, l'America sarà pure grande, però la Russia è grandissima
E vabbè, l'avvocato, ma se lo può permettere, quindi in effetti spende i soldi come vuole, quindi pare sempre giovane. Sì, 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 io lo vedo certe volte quando vado sui siti russi, vedo che va a correre in bicicletta, pare un giovanotto alla fine, va in montagna con la bicicletta, sai, quella là da mountain bike, ma fa un sacco di cose, io l'ho visto sui siti russi, quindi a parte mo questa cosa qui, comunque va camminando, va facendo, quindi non è che sta a casa oppure sta sempre lì. No, no, va a fare giri qua, va in Giappone, va in Russia, ma va ovunque va. E fra se qua è maltempo ho provato a mettere il cellulare vicino alle nuvole, ma che non si vede il sole, nulla, zero. Quindi diciamo che secondo questo gruppo che è americano, il Paradigm Research Group, prima o poi Putin sarà il primo leader mondiale, cioè una persona importante che riconoscerà il coinvolgimento degli alieni negli eventi che coinvolgono la razza umana. Pensate un poco, quindi pensate che cosa pensa questo gruppo di ricerca sugli UFO e sulla vita aliena, che sarà proprio il primo leader mondiale Putin a dire questa cosa. Quindi tutti quanti scommettono che sarà lui il primo leader mondiale di una nazione, diciamo così. E secondo me anche io penso così perché forse questi qua hanno ragione. In effetti Putin, se farà una cosa così, farà diciamo tipo un dispetto agli Stati Uniti. In effetti li metterà in imbarazzo. No, Marco, ho provato, niente, zero. In effetti, se Putin dice una cosa così, metterà in difficoltà tutti, ragazzi, eh. Cioè, sbugiarderà gli Stati Uniti, l'area 51, l'area S4, tutti quanti. Quindi lui lo sa, sa, loro hanno gli archivi segreti. Mm, pendolare ogni giorno, salute, una festa. Oh, Anna Di Matien stavolta. Vabbè ragazzi, dai, blocchiamola subito e mettiamo subito a parcheggio. L'abbiamo subito eliminata, quindi facciamo subito. No, avvocate, ho fatto subito. Oggi non voglio proprio parlare, quindi evito proprio. Quindi ragazzi, secondo me sarà veramente lui il primo. Io sono convintissimo anche io. Anche se questi americani che fanno questa ricerca dicono lo stesso. E secondo me, ragazzi, se questo dirà una cosa così, gli Stati Uniti verranno messi con le spalle al muro, perché se lo dice Putin, eh, diciamo, sarà quasi ufficiale. No, stiamo dicendo che il primo forse leader mondiale a dire dell'esistenza degli alieni sarà Putin, il famoso presidente russo, Vladimir Putin, secondo tutti quanti, cioè fonti complottistiche, ma anche persone che hanno ricerca sull'UFO, quindi anche questa qua dell'International Paradigm Research Group, che è un gruppo di ricerca americano, dice che il primo leader mondiale che dirà che gli alieni stanno in mezzo a noi, sarà proprio lui Putin, questo stavamo parlando. Poi, come sempre, arriva la signora che incomincia a dare fastidio, ma l'ho bloccata subito, quindi ho evitato di fare ulteriori commenti perché sennò darle troppo la corda pure è buono. Quindi quando la vedete bloccata e segnalatela, ragazzi, quindi perdete. Sì, grazie, che devo fare? Sì, sì, Jasmine, Putin avrà tutti i difetti, e io l'ho detto già sempre, quindi parecchi dicono che il KGB sia finito, non sia finito, anche se questo qua, in questo articolo americano, ragazzi, non è né italiano né russo, questo è americano. Sta scritto che la guerra fredda non è mai finita, quindi a prova di ciò, come ha detto Avvocatella ha detto, ma allora il KGB secondo me è ancora attivo, cioè non è mai stato smontato, cioè secondo me i servizi segreti russi, ragazzi, ci sono ancora, ma anche logico che ci siano, ragazzi, se no come fanno?
come fanno a sapere tante cose, ragazzi? Il KGB non è mai terminato, quindi se qualcuno crede alle favole, allora va bene, però parliamoci chiaro, ragazzi, come ha detto pure, cioè, non è mai finito, quindi è ancora attivo. Tu basta a te finire tutte queste cose, come si chiama? Ivan Drago. I film ti fanno male a te, avvocato, e basta. Quindi, secondo me, ma lo dicono anche gli americani, non è che lo dico solo io, anche il gruppo di ricerca americano l'ha detto, ha detto proprio così che la guerra fredda non è mai finita, quindi eccolo qua, d'altra parte, lo ripeto, questa è la traduzione, la guerra fredda non si è mai veramente conclusa, quindi lo dichiarano pure loro. Vabbè sì, ma io magari i film di paura, avvocato però. Tu subito, poi hai visto il film ieri, no? Incarnate, no? Non l'ha visto. Fai sempre chiedo. Io ti do un titolo, Incarnate. Un bel film. Se che devo fare? Te lo devo registrare e te lo devo mandare. Così poi voglio vedere se lo guardi oppure no. L'hai visto? Non va bene, allora te ne trovo uno più peggio, dai. Se Incarnate non ti ha fatto nulla, allora metterò qualcosa di più possente, Vedi, ma mi stai sfidando, quindi ti manderò un link di un altro film ancora più devastante mentalmente, dico, quindi proprio quello lì che quando poi la notte vai a pigliare il bicchiere d'acqua ti giri dietro e vedi se ci sta qualcuno, capì? Ma non qualche persona, quindi qualche cosa di strano. Sì, sì, non ti preoccupare, dopo ti mando io un bel link di un bel film. Stasera se fa maltempo è ottimo per guardarlo, quindi dopo la mezzanotte lo sai, puoi guardarlo perché stasera, vabbè che da te sarà ancora bel tempo, quindi non vale. A mezzanotte qua farà pioggia e freddo e chissà che succede qua. Vabbè, faccio la diretta, male che con la barca, male che va a scendere Francesco, poi arriva Grazia, poi arriva Elena e poi arrivi. Quindi stiamo in grada, proprio stiamo in fila. Quindi sono l'ultimo della fila io. Il primo è Francesco, il secondo è Avvocato, no, è Grazia. La terza è Elena, io quarto sono io, adesso ci troviamo, sì. Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, sì, stiamo proprio sulla linea retta. Quindi Francesco, porti una barca grossa perché stiamo a quattro. Eh, Vabbè ragazzi, dai, vi saluto, ci sentiamo più tardi. Mo devo cercare un link di un film di paura per Avvocatello, per forza. Mo ci fa tipo che di cose proprio agghiaccianti. L'esorcista no, perché no, è vecchio. Qualcosa di simile. Comunque sull'esorcista c'ha già mannato. E poi cosa che fa, grazie. Poi dice no, no, sei pazzo, capì? Oh, un'altra volta qua. Quanti account c'hai? 2000? L'abbiamo fatto un'altra volta, ragazzi. Cioè, proprio, secondo me avrà ancora con sta tarantola assassino. Ma quello non si porta. C'ha 100 anni sto film qua. Questo c'ha minimo 70 anni sto film, si vada a vedere. Ma io devo guardare in diretta, la devo guardare un attimo solo. La tarantola assassina. Devo vedere proprio quando l'hanno fatta, proprio la tarantola assassina. Secondo me l'hanno fatta nel dopoguerra, sono convinto. Tarantola assassina, eccola qua, l'ho trovata. Fammi vedere che anno è. No, mi dava 1860, no. Ah no, 2012, ah. No, allora, la tarantola del ventre nero 1971. Quindi diciamo che proprio, avvocate, qua stiamo proprio arretrati, proprio. Allora, il film, fammi vedere che cosa mi dice. Tarantula, già queste ragazze si è superata del 55. Wow, avvocate si fier proprio. Cioè, ti rendi conto? Ma l'ho visto. Paese di produzione Stati Uniti. È stato fatto nel 55. Wow, avvocate. Io non ero nato proprio.
Cioè, io non stiamo... No, a me non mi fanno nulla. Avvocatello invece quando gli mandi i link proprio quelli là brutti brutti dice se Giuseppe sei pazzo, Giuseppe così, Giuseppe, Giuseppe. Poi quando non gli fa paura dice che mi mandate, capi che fa? Andiamo tu un manino un bel film, a questi poverini si dice che questo è. Dice mandare un film tipo te non. Sì, ci devo mandare un film, ho capito più o meno. A te non, ste cose qua, gli devo, incarnata ha detto di no, che non andava bene, allora devo trovare qualcosa di... L'esorcista la Genesi, vabbè, se l'ha visto, quindi non ci posso mandare. No, devo trovare qualcosa, te non, vedi, già te non hai visto, no? Veramente local, local, local. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto, ci sentiamo dopo. Devo cercare un link assolutamente pauroso, perché la devo, come si dice, castigare, quindi la devo punire. Perché se è presa in giro di me che incarnare non fa paura, quindi devo castigarla con qualche film tremendo, quindi devo pensare. Quindi devo vedere incarnate, non va bene, ha detto. Quindi qualcosa di più. Sti Vabbè ragazzi, dai, un saluto a tutti e ci vediamo. Ciao Jasmine, ciao Avvocatella, ciao a tutti.